Amici sportivi, benvenuti, bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo, in questo derby casalingo dove si sfideranno TF ed Athletic Club Palermo. Vediamoci intanto l'ingresso delle due squadre in campo e dopodiché potremo leggere gli uomini a disposizione per le due squadre. Quasi tutto pronto per cominciare. Nel frattempo leggiamo gli uomini a disposizione per le due squadre. Per la TF troviamo Abate Andrea, Gennaro Diego, Lanzetta Gioele, Romeo Alessandro, Farina Nunzio Javier, Riva di San Severino Manfredi, Palazzolo Alessandro, Palermo Francesco Epifanio, Candela Gaetano, Lo Cicero Marco, Megna Giuseppe Andrea, Guzzetta Giosuè, Appadù Mattias Sanasì, Milazzo Flavio, Santoro Manfredi, Abate Michele, Barcellona Andrea, Salerno Mirko Giovanni, Raitano Manfredi, Appadù Mattias Sanasì, assistente all'arbitro. Mentre per quanto riguarda l'Athletic Club Palermo troviamo Giammaresi Marco, Russo Jacopo, Carboni Jason, Conigliaro Riccardo, Migliore Federico, Giacalone Sergio, Cordaro Anthony, Ammirata Cristiano, Parisi Massimiliano, Mansueto Gaetano, Gallo Gabriele, Taranto Andrea, Baglione Antonino, Frisella Alessandro, Di Lorenzo Salvatore, Liga Alessio, Lopinto Mario, Montana Walter, Ribaudo Ludovico, Rizzo Francesco, Frisella Alessandro come assistente all'arbitro. Manca ormai questione di pochissimi secondi prima che inizi il match. Nel frattempo le due squadre si chiudono rispettivamente in cerchio per darsi la carica prima dell'inizio del match. Le due squadre si dispongono nelle due metà di campo con il completino nero-rosa oggi la TF, mentre col completino bianco l'Athletic Club Palermo. Si aspetta solo il fischio d'inizio da parte del direttore di gara per iniziare questo derby casalingo tra TF ed Athletic Club Palermo. Arriva ora il fischio d'inizio ed è tutto pronto per cominciare. Subito primo possesso per l'Athletic che si affida subito alle retrovie, poi costretto a rifugiarsi in rimessa laterale. TF che subito si fa vedere in avanti, pressa alto. Passaggio per il compagno che non ci arriva, palla che rotola sul fondo. Giammaresi batte corto, dopodiché lancio lungo, però traiettoria errata, pallone recuperato dalla TF che subito prova a proporsi nuovamente in avanti, pallone allontanato in qualche modo, ancora possesso Athletic che prova ad uscire dalla sua area e adesso prova a scattare sulla corsia di destra, pallone poi recuperato dalla TF che adesso prova a sua volta a costruire, altra palla recuperata dall'Athletic. TF neutralizza anche quest'altro tentativo di ripartenza da parte della squadra oggi ospite.
provato ad allontanare in qualche modo. Nel frattempo ancora possesso TF, che può farsi vedere là davanti. Tentato il tiro, murato, uno dei difensori dell'Athletic. Nel frattempo ancora palloni in area di rigore Athletic. Passaggio per il numero 10 della TF che prova a farsi strada, poi tiro murato, ma attenzione, ancora possesso TF, altro tentativo di tiro, stavolta da parte del numero 9 Candela. Pallone che poi rotola sul fondo, sarà dunque primo calcio d'angolo del match. Primissimi minuti di questa partita già subito infuocati, con la TF che si fa vedere subito attenta e presente. Corner battuto, pallone che però ancora rimane tra i piedi della TF che tenta il tiro. Giammaresi è costretto a intervenire in due tempi, ma blocca il pallone, subito prova a rilanciare i compagni, che adesso a loro volta provano a rispondere tentando di verticalizzare. Pallone che però viene poi recuperato dalla TF, che adesso prova a sua volta a rispondere sulla corsia di destra. Pallone ancora tra i piedi di Candela, che prova a farsi strada in mezzo, pallone servito in mezzo, poi allontanato dalla difesa dell'Athletic. Rimessa laterale in favore della TF, che batte subito, pallone lungo a servire i compagni sulla profondità, trova però l'attenta difesa dell'Athletic che si assicura che il pallone rotoli sul fondo. Altra battuta corta di Giammaresi. Altro pallone però recuperato dalla TF, che ancora una volta prova a creare in area di rigore. Tentato il tiro e di un soffio sfiora il gol che avrebbe portato subito al vantaggio della squadra di casa. Anche se di squadra di casa e squadra ospite oggi si fa fatica a parlare. Pallone battuto lungo, subito risposta da parte dell'Athletic, che può galoppare verso l'area di rigore avversaria. Si fa vedere il numero 18, tenta il tiro però calcia in maniera imprecisa. Grande occasione per Montana. Athletic che coglie di sorpresa con un lancio lungo la TF, che subito si mostra pericolosa. Nel frattempo altro pallone per l'Athletic, altro tentativo di costruzione ancora tra i piedi del numero 18, scambio col numero 10, pallone in mezzo, poi allontanato di testa in calcio d'angolo. Adesso, dopo i primissimi minuti di assalto TF, l'Athletic risponde presente. Si guadagna un prezioso calcio d'angolo che batte subito corto, prova a farsi strada Carboni. Carboni serve in mezzo, pallone però non arriva sulla testa di nessuno e vola sul fondo. Sarà dunque rimessa dal fondo. Abate va a recuperare il pallone. Abate batte corto, prova a costruire dal basso la manovra. TF che continua a farsi strada e che prova con un lancio lungo a servire il compagno sulla corsia di sinistra, che
tenta di servire il compagno in mezzo, però trova l'attenta difesa dell'Athletic che allontana e che a sua volta risponde galoppando sulla corsia. Ancora possesso Athletic. Grande occasione che però non riesce a concretizzarsi nel gol del possibile vantaggio. Grande occasione per il numero 18 dell'Athletic, Montana, che si allunga un po' troppo il pallone, che finisce facile tra le braccia di Abate. Nel frattempo prova a rispondere la TF. Gara finora a botta e risposta da parte delle due squadre. Ancora pallone dentro. E poi calcio d'angolo per la TF, pallone allontanato di testa da uno dei difensori dell'Athletic. Ci si appresta alla battuta del calcio d'angolo. Corner battuto. Pallone che arriva dall'altro lato del campo, però sempre tra i piedi della TF. Che poi prova a servire per i compagni in mezzo. E si guadagna un altro corner, stavolta dall'altra bandierina. Chiamato lo schema stavolta, battuto corto il corner, ancora pallone tra i piedi della TF che prova a farsi strada. Lancio lungo, che però Giammaresi afferra tranquillamente in due tempi e che serve lungo. TF costretta ad affidarsi ai piedi di Abate. Pressing molto alto, grande rischio per la TF, poi Abate in tuffo, salva tutto. Dopodiché altro lancio lungo sulla corsia di destra. Tempo ancora possesso TF. Passaggio calibrato male, pallone restituito all'Athletic. Rimessa laterale battuta, pallone praticamente restituito alla TF, che adesso prova ancora una volta l'assalto verso la corsia di destra. Pallone che forse nella fretta allontanato in calcio d'angolo. Sarà dunque un altro corner per la TF. Nel frattempo si chiude anche il 10° minuto di gioco, 0-0 per ora al velodromo Paolo Borsellino. Match che però ha dimostrato finora sostanziale equilibrio, buone occasioni sia da una parte che dall'altra per sbloccare il match, nessuna di queste però ancora concretizzata. Corner battuto, pallone che arriva però sulla testa della difesa dell'Athletic che allontana e che adesso prova a ripartire sulla corsia di destra, ma pallone che viene nuovamente recuperato dalla TF. Nel tempo l'arbitro fischia. L'arbitro fischia un calcio di rigore per la TF.
Subito grande occasione per sbloccare il match. Fischiato, poi spiazzato il portiere. Subito 1-0 al velodromo Paolo Borsellino. La TF non sbaglia dal dischetto, si porta subito in vantaggio. Si riparte dunque con il risultato di 1-0. Questo pallone che finisce tra i piedi di Abate, questa volta afferra con le mani e invita tutti i compagni a salire. Lotta di possesso tra le due squadre. TF che continua a provare a farsi strada, che adesso prova a servire il numero 11, pallone che però finisce tra i piedi di Giammaresi. E che poi si trasforma in un calcio d'angolo in favore per la TF. Corner battuto, pallone che rimane ancora in aria tra i piedi della TF, che adesso prova con il numero 6 a servire compagni in mezzo, pallone che viene poi allontanato. Ancora possesso TF che prova a costruire sulla corsia di destra. Palazzolo si guadagna dunque l'ennesimo calcio d'angolo in favore per la TF. Match che adesso arriva al 14° minuto di gioco, 1-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino tra TF ed Athletic Palermo. A sbloccare il match il rigore realizzato da Lo Cicero. Corner battuto e poi allontanato in qualche modo il pallone. Palla che però finisce ancora una volta tra i piedi della TF, che si appoggia alle retrovie stavolta, perché Gennaro si appoggia ad Abate. Altro lancio lungo. Lotta sul pallone Candela, pallone recuperato nuovamente dalla TF. Lotta Palermo, pallone che viene poi recuperato dalla difesa dell'Athletic, che adesso può provare a ripartire con Montana. Un altro tentativo di ripartenza, passaggio poi calibrato male. Ancora TF che si mostra dalle parti di Gianmaria. Intervento fischiato dall'arbitro, rimane a terra Abate.
Nulla di grave fortunatamente per Abate, che si rialza. Punizione battuta lunga dalla TF. Ancora una volta lancio lungo. Arriva però Giammaresi che con sicurezza afferra il pallone, dopodiché lancia lungo. Pallone che arriva dalle parti di Abate, che a sua volta lancia lungo, in maniera però un po' imprecisa. Pallone che termina dunque in rimessa laterale in favore dell'Athletic. Lotta l'Athletic per farsi spazio sulla corsia di destra, dopodiché pallone che rotola sul fondo. Sarà però calcio d'angolo per l'Athletic. Corner battuto e poi grandi occasioni, hanno trovato però lo specchio. Rimane momentaneamente a terra il numero 3 Carboni dell'Athletic. Ha chiesto l'intervento degli assistenti. Probabilmente un contrasto durante la battuta dell'ultimo calcio d'angolo. Si prosegue con il gioco, si riparte da una punizione per la TF. Fortunatamente non sembra essere nulla di grave per Carboni. Nel frattempo TF che prova a recuperare il pallone. Athletic che però risponde con un tiro dalla distanza che non trova lo specchio della porta. Pallone battuto lungo. Nel frattempo recupero della TF. Prova a ripartire, Carboni però recupera il pallone. Palla che impatta sul direttore di gara. Altro pallone per la TF, che però si appoggia alle retrovie. Lancio lungo di Candela. Ci arriva Romeo sulla corsia di sinistra che prova a farsi spazio. Ancora possesso TF. Pallone tentato di servire in mezzo, poi altra interruzione di gara. Un altro giocatore dell'Athletic a terra, che però sembra rialzarsi subito. Fortunatamente non sembra essere nulla di particolarmente grave.
Giammaresi, pallone che però viene subito recuperato dalla TF. Subito scambio di rimesse. Prima batte l'Atletico, ora messa per la TF. Che lancia lungo. Pallone che prova a volare sulla corsia di sinistra. Adesso prova la cavalcata l'Atletico sulla corsia di destra. Neutralizzata però dalla TF, che concede però agli avversari una rimessa laterale subito battuta. Pallone tentato di spizzare in mezzo, poi allontana la difesa nero-rosa. Altra rimessa laterale. Pallone tentato di servire in mezzo, ci arriva Abate. Afferra il pallone con sicurezza con le mani e prova a far subito ripartire i compagni. Prova ancora una volta la cavalcata la TF. Ancora pallone per la TF. Viene poi servito sulla corsia di destra tra i piedi di Candela. Entrambe le squadre chiamano la rimessa. Il direttore di gara dice che è dell'Athletic Palermo. Prova subito a lanciare e a ripartire. Altro lancio lungo per Candela, poi allontanato da Carboni. Guadagna metri la TF, che prova a servire il compagno in mezzo. Fallito lo stop da parte di Megna, che permette poi il recupero da parte dell'Athletic, che prova con un lancio lungo quasi rasoterra. Pallone che viene nuovamente recuperato dalla TF, che opta per il lancio lungo, troppo debole però facile per Giammaresi, che afferra con le mani e poi prova a lanciare i compagni in avanti. Nel frattempo ancora pallone dalle parti dell'area di rigore dell'Athletic. Ha provato a sorprendere le linee difensive Megna. Sarà però rimessa dal fondo. Lancia a sua volta lungo Gennaro. Lotta di rimpalli tra le due squadre. Ancora un altro tentativo d'assalto da parte della TF, che prova a farsi spazio nel muro di maglie bianche. Tentato il tiro da lontanissimo, molto preciso il tiro di Gennaro Diego, che costringe Giammaresi ad intervenire con i pugni e che si guadagna un calcio d'angolo. Certamente colto di sorpresa Giammaresi, tiro molto preciso e potente da parte di Gennaro.
Nel frattempo ci troviamo al 27° minuto di gioco, mancano 7 minuti al termine dei minuti regolamentari del primo tempo. Nel frattempo corner battuto, pallone che però non riesce a trovare nessuna maglia nero-rosa, che dunque rotola sul fondo. Grande occasione per l'Athletic che prova sulla corsia di destra, ma poi sbaglia tutto, tentando di servire i compagni in mezzo. Pallone che era un po' troppo debole, è stato facile da recuperare per la TF, che a sua volta risponde. Tenta ancora Gennaro di servire Candela. Grande occasione quella creata dal lancio lungo per l'Athletic. Prova a rilanciarsi l'Athletic sulla corsia di sinistra, un intervento da parte di Gennaro che recupera il pallone e subito appoggia il pallone dalle parti di Candela. Batte la rimessa laterale della TF, Candela prova a farsi spazio. Si guadagna un'altra rimessa laterale della TF. Provato a servire il pallone in mezzo, nel frattempo Athletic che prova a ripartire. Lancio lungo per la corsia di destra, allontana la TF. Lotta di rimpalli tra le due squadre, prova fino all'ultimo ad arrivarci il numero 18 Walter Montana, non riesce però ad agganciare il pallone. Rimessa laterale battuta dalla TF. Prova a rispondere in qualche modo l'Athletic, pallone che viene poi accompagnata dalla parte di Abate, che si prende tutto il tempo a sua disposizione e poi afferra con le mani e poi servire il compagno più prossimo sulla corsia di sinistra. Lotta a centrocampo per il possesso, alla meglio l'Athletic che può provare a fare capolino. Tenta la difesa della TF, neutralizza anche questo tentativo da parte della squadra in bianco. Tentato il tiro da fuori area, spiazzare il portiere. Grande occasione per l'Athletic, che prova ad emulare quanto fatto dalla TF qualche minuto prima. Ed effettivamente coglie di sorpresa Abate, costretto a smanacciare lontano. Nel frattempo rimessa laterale in favore dell'Athletic. Pallone lanciato in mezzo, ci arriva il numero 5 dell'Athletic che recupera il pallone.
tenta il tiro mansueto, troppo centrale, però Abate ci arriva ed invita tutti i compagni a salire e poi lancia lungo per le parti di candela. Risponde con un lancio lungo Carboni che però arriva facile tra le mani di Abate. Recupera il pallone l'Athletic, pressing però abbastanza asfissiante quello dell'ATF, che lascia poco margine di costruzione agli avversari. Nel frattempo lancio lungo facile tra le braccia di Giammaresi, che a sua volta risponde con un lancio lungo. Pallone interessante per l'ATF, che prova a farsi spazio. Poi Giammaresi allontana, però arriva il gol del 2-0 per l'ATF. A segnarlo il numero 7 Palazzolo Alessandro. (2-0) in favore dell'ATF, dunque il derby casalingo tra TF ed Athletic Club Palermo. A segnare i due gol il numero 10 Lo Cicero Marco su rigore e adesso il numero 7 Alessandro Palazzolo. Prova subito a reagire l'Athletic con un lancio lungo a tentare di sorprendere le retrovie. Pallone che però finisce tra le braccia di Abate, che si prende tutto il tempo a sua disposizione e gioca un pochettino con il cronometro, consapevole del fatto che mancano ormai una manciata di secondi al termine dei minuti regolamentari. L'arbitro guarda il cronometro e dopodiché affida 3 minuti di recupero. Nel frattempo Carboni batte la rimessa laterale e poi si trasforma in una rimessa per la TF. Altro lancio lungo per la corsia di destra. Lancio lungo di Abate, poi ferma tutto il direttore di gara. Lancio lungo della TF sulla corsia di destra, che prova a rimettere dentro il pallone e ci riesce. Nel frattempo Giammaresi prova in qualche modo ad intervenire. Tutto regolare stavolta per il direttore di gara.
Nel frattempo rimessa laterale per l'Athletic. Altro pallone però recuperato dalla TF, che prova in questi ultimi secondi a disposizione a farsi nuovamente vedere. Nel frattempo terminano anche i minuti di recupero dati dall'arbitro. Arriva infatti il doppio fischio da parte del direttore di gara. Si chiude con il risultato di 2-0 il primo tempo di TF Athletic Club Palermo. A segnare i 2 gol sono stati il numero 7 Alessandro Palazzolo e il numero 10 sul rigore Lo Cicero Marco. Adesso le due squadre vanno negli spogliatoi. Dunque ci vediamo nel secondo tempo di TF Athletic Palermo. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 14 del campionato di Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo padroni di casa del Palermo Futsal Club e la Vigor San Cataldo. E poi arriva anche il fischio e inizia la partita. Inizia Palermo Futsal Club e Vigor San Cataldo con il duetto subito di Corsino e Nicchia. Attacca la porta, Nicchia mette dentro per la Fiora! Lo fa subito! Capitan la Fiora! Ma è perfetta! Non uscita dalla pressione da parte di Nicchia e di Corsino ed è subito 1-0. Alessi, bello kill su anticipo, Carruba mette dentro e poi San Martino ancora arriva a calciare e il pareggio è immediato con Toscano che prima sbaglia ma poi non perdona ed è 1-1 subito. Toscano calcia ancora da fuori e San Martino, ma questa è una partita veramente incredibile, ne sono passati nemmeno un minuto e già abbiamo visto 2 gol e anche una gran parata di San Martino. Niccoli va sul mancino, secondo palo, Nicchia non chiude e poi il 2-1 firmato da Carruba. Va di chiara, è uno schema, va alla Fiura, Corsino la controlla e Polizzi perde il pallone. Toscano, secondo palo per Niccoli che spara in alto, in altissimo, finta e controfinta, apre il campo da Corsino che prende il palo, contropiede ancora Niccoli, va sempre sul mancino San Martino, dopo la prima deviazione di Corsino se la ritrova, leva una gran parata adesso. Schema per la Fiora, Polizzi un po' in controtempo ma la prende, poi si allunga Toscano, lunghe con i denti, Toscano sul destro, Toscano e la palla termina fuori veramente di pochissimo. Tocco su Gennaro di prima, va giù, si continua, c'è nulla, Nicchia! Forse una piccola deviazione, ma Nicchia va bene così perché il gol è tutto suo, 2-2. Tocco sulla Fiora! E poi va veramente vicinissimo a questo gol con la punta. Ci fidiamo dell'arbitro, Kinnish è velocissimo, Kinnish ancora! E prende il palo. Toscano che adesso è molto rapido, palla perfetta ancora per il contropiede, si ferma, si scontra con San Martino, Nicchia e poi San Martino è perfetto, anticipo e attacca la porta, è velocissimo ancora, cerca il tiro, San Martino si accartoccia su se stesso e salva i suoi. Adesso riparte la Vigor, ancora ennesimo contropiede, sterzata perfetta, San Martino sul primo palo, palla che rimane lì e poi Corsino va col fisico. Aiutalo Gabri, aiutalo Gabri. 1-2 perfetto, mette su Gianni per la Fiora, anticipo! L'anticipo di Vito La Fiora, intramontabile, 3-2 ancora il capitano. Contrasto ma non riesce a passare, Alessi, San Martino e poi non arriva con la testa all'appuntamento. Poi Gennaro fa sportellate su Jean, Sujon col mancino, bacia il palo e la palla si appoggia delicatamente in rete di 4-2. Sentiamo alla tribuna intanto Sujon intercetta il pallone ancora per Gennaro, la partita di Gennaro e 5-2 con l'assist meraviglioso di Sujon che rimane pure a terra. Gennaro infatti va subito all'accompagno, lo riceve lui, potrebbe anche calciare verso la porta, San Martino va giù, poi Sujon finta, cerca la porta, Sujon e non la prende nemmeno lui, come Corsino. Di là.
Vigor San Cataldo. E poi arriva anche il fischio e inizia la partita. Inizia Palermo Futsal Club e Vigor San Cataldo con il duetto subito di Corsini e Nicchia. Attacca la porta, Nicchia mette dentro per la Fiora! Lo fa subito! Capitan la Fiora! Ma è perfetta! Non è uscita dalla pressione da parte di Nicchia e di Corsino ed è subito 1-0. Alessi, bello qui il suo anticipo, Carruba mette dentro e poi San Martino ancora arriva a calciare e il pareggio è immediato con Toscano che prima sbaglia ma poi non perdona ed è 1-1 subito. Toscano calcia ancora da fuori e San Martino, ma questa è una partita veramente incredibile, ne sono passati nemmeno un minuto e già abbiamo visto 2 gol e anche una gran parata di San Martino. Niccoli va sul mancino, secondo palo, Nicchia non chiude e poi il 2-1 firmato da Carruba. Va di Chiara, è uno schema, va alla Fiura, Corsino la controlla e Polizzi perde il pallone. Toscano, secondo palo per Niccoli che spara in alto, in altissimo, finta e controfinta, apre il campo da Corsino che prende il palo, contropiede ancora Niccoli, va sempre sul mancino San Martino, dopo la prima deviazione di Corsino se la ritrova, leva una gran parata adesso. Schema per la Fiora, Polizzi un po' in controtempo ma la prende, poi si allunga Toscano, lunghe con i denti, Toscano sul destro, Toscano e la palla termina fuori veramente di pochissimo. Tocco su Gennaro di prima, va giù, si continua, c'è nulla, Nicchia! Forse una piccola deviazione, ma Nicchia va bene così perché il gol è tutto suo, 2-2. Tocco sulla Fiora! E poi va veramente vicinissimo a questo gol con la punta. Ci fidiamo dell'arbitro, Chinnici è velocissimo, Chinnici ancora! E prende il palo. Toscano che adesso è molto rapido, palla perfetta ancora per il contropiede, si ferma, si scontra con San Martino, Nicchia e poi San Martino è perfetto, anticipo e attacca la porta, è velocissimo ancora, cerca il tiro, San Martino si accartoccia su se stesso e salva i suoi. Adesso riparte la Vigor, ancora ennesimo contropiede, sterzata perfetta, San Martino sul primo palo, palla che rimane lì e poi Corsino va col fisico. Aiutalo Gabri, aiutalo Gabri. 1-2 perfetto, mette su Gianni per la Fiora, anticipo! L'anticipo di Vito La Fiora, intramontabile, 3-2 ancora il capitano, contrasto ma non riesce a passare, Alessi, San Martino e poi non arriva con la testa all'appuntamento, poi Gennaro fa sportellate su Jean, col mancino, bacia il palo e la palla poi si appoggia delicatamente in rete ed è 4-2. Sentiamo la tribuna intanto su Gianni, intercetta il pallone ancora per Gennaro, la partita di Gennaro e 5-2 con l'assist meraviglioso di Sugiani che rimane pure a terra. Gennaro infatti va subito all'accompagno, lo riceve lui, potrebbe anche calciare verso la porta, San Martino va giù, poi Sugiani finta, cerca la porta, Sugiani e non la prende nemmeno lui, come Corsino. Di là. Ma Chinnici in anticipo, Chinnici cerca la porta, Chinnici! La precisione chirurgica del numero 10 che poi esulta con il pubblico, chiede calma e poi va dalla moglie. Palla dentro, Corsino intercetta, poi il contrasto ancora! E il gol di Toscano che salta San Martino e spedisce il pallone in porta, 6-3. Corsino. La Fiura cerca la porta! Capitano Vito La Fiora, buca Polizzi e fa 7-3. L'intuizione di mister Gentile è ancora giusta. Alessi poi Macaluso che non trova la porta e con questa azione finisce anche la partita. Vince il Palermo Futsal Club contro una buona Vigor San Cataldo con il risultato di 7-3. Sotto molti punti di vista
Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di TF Athletic Club Palermo, il derby natalizio sotto l'albero, potremmo definirlo. Nel frattempo arriva una sostituzione all'intervallo per l'Athletic. Entra il numero 14 Frisella Alessandro, mentre cambio in porta per l'ATF entra il numero 12 Guzzetta Giosuè. Ed entra anche il numero 16 per l'ATF Santoro Manfredi. Si aspetta solo il fischio di inizio da parte del direttore di gara, dunque, per iniziare il secondo tempo di TF Athletic Palermo. Fischio d'inizio che arriva proprio in questo momento. Può iniziare dunque il secondo tempo di TF Athletic Club Palermo. Nel frattempo subito un'incursione da parte della TF che costringe l'Athletic a rifugiarsi in rimessa laterale. Serve in mezzo il numero 7 dell'ATF, prova ad allontanare in qualche modo. Grande occasione e grande rischio rispettivamente per l'ATF e per l'Athletic. Si riparte comunque da una rimessa dal fondo per Giammaresi, che lascia battere il compagno lungo. Altro pallone recuperato dall'ATF, che prova a costruire sulla corsia di sinistra. Prova ad arrivarci provandola ad agganciare fino all'ultimo il pallone Santoro, palla che però rotola sul fondo. Altra battuta lunga, intercetta il numero 3 dell'ATF Lanzetta. Messa laterale per l'Athletic, subito battuta per provare a prendere di sorpresa gli avversari. Si riparte da una punizione in favore dell'Athletic. Alla battuta il numero 10 Gaetano Mansueto.
2 uomini in barriera per la TF. Aspetta solo il via del direttore di gara Mansueto. Via che arriva adesso. Mansueto va per la battuta quasi rasoterra a tentare di cogliere di sorpresa la TF. Pallone che però rotola sul fondo. E che si trasforma nel primo pallone toccato da Guzzetta, portiere entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Abate. Nel tempo prova ad uscire, il direttore di gara costretto ad intervenire nuovamente. Entrata abbastanza in ritardo quella di Giammaresi, almeno da questa prospettiva. Rimane a terra uno dei giocatori della TF. Rimane ancora a terra il numero 11 della TF, Megna, che viene aiutato da uno dei compagni. Qualche attimo di discussione anche con la panchina. Nel frattempo si prepara sul dischetto la TF. Tutta la panchina dell'Athletic, squadra compresa, voleva un fallo ai limiti dell'area. Per il direttore di gara però l'opinione era diversa, di conseguenza si presenta sul dischetto il numero 9 Candela. Arriva il via del direttore di gara, Candela segna anche lui il gol in questa partita. Sarà dunque 3-0 adesso il risultato tra TF ed Athletic Palermo. Arrivano cambi nel frattempo. La Tata Athletic Palermo. Ad entrare il numero 17 Mario Lopinto. L'arbitro fischia, si riprende il gioco. 3-0 al velodromo Paolo Borsellino di Palermo nel match tra TF ed Athletic Palermo. Lotta di possesso sulla corsia di destra. Ferma tutto il direttore di gara. Sarà punizione dunque per l'Athletic. Si
dispone un solo uomo in barriera. Battuta lunga la punizione, pallone che rotola poi sul fondo. Calcio d'angolo per l'Athletic, che prova a battere subito, palla che rimane lì, però viene riagganciata dalla TF. Occasione interessante per l'Athletic, TF costretta a allontanare in rimessa laterale. Prova a battere subito l'Athletic la rimessa laterale, pallone messo in mezzo al numero 12, ci arriva però con le mani Guzzetta. Che batte corto verso il compagno più prossimo alla destra, che a sua volta prova a lanciare nella corsia, ci arriva però l'Athletic, che adesso prova a sua volta a ripartire. Ancora possesso Athletic, che recupera il pallone, passaggio però calibrato male, lo restituisce alla TF. Pallone interessante a sfilare tra le retrovie dell'Athletic, non riesce però a concretizzare l'occasione Palazzolo, autore del secondo gol di giornata. Nel frattempo arriva un altro cambio, stavolta in casa TF. Ad entrare il numero 13 Appadou Mattias Sanassi. Mentre entra anche, sempre per la TF, il numero 15 Milazzo Flavio. Arriva anche un cambio per l'Athletic, entra il numero 19 Ludovico Ribaudo. Battuta rimessa laterale, ancora possesso Athletic, intervento ritenuto regolare da parte del direttore di gara, rimane a terra però uno dei giocatori dell'Athletic. Corner battuto, arriva
lungo, però ancora tra i piedi dell'Athletic. Pallone che viene poi allontanato dalla TF, viene rimessa laterale. Battuta la rimessa, muro di maglie nero-rosa però ad ostacolare il cammino del numero 10 dell'Athletic. Altra però rimessa per l'Athletic, subito battuta. Prova a servire in mezzo Mansueto. Tentato il tiro ai limiti dell'area, molto potente, non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Battuta la rimessa dal fondo da parte della TF. Tentato il lancio, pallone che però arriva facile tra i piedi di Gianmaria, che allontana e che prova a servire il compagno sulla corsia di sinistra. Palla che viene poi allontanata in calcio d'angolo dal numero 11 della TF, Megna. Battuto il calcio d'angolo, pallone che poi termina sul fondo. Non impensierisce particolarmente il numero 12 Guzzetta. Nel frattempo altro cambio per la TF, ad entrare stavolta il numero 17 Michele Abbate. Prova a ripartire la TF, tentato il passaggio a bucare le retrovie, recupera però il pallone l'Athletic, che adesso prova a rispondere sulla corsia di sinistra. Lotta di rimpalli tra le due squadre, prova a scattare l'Athletic, 1 contro 3, che poi viene allontanato, viene rimessa laterale. Ha tentato l'incursione l'Athletic. Scambio di possesso tra le due squadre, nel frattempo pallone che prova a essere rimesso nuovamente in mezzo dall'Athletic. Palla che termina però facile tra le braccia di Guzzetta, che prova a giocare un pochettino con il cronometro. L'arbitro però lo invita a rialzarsi in fretta. Nel tempo arriva un lancio lungo a provare a sorprendere le difese dell'Athletic. Lotta sul pallone il numero 11 della TF, che si appoggia su Lanzetta, pallone che poi però rotola sul fondo.
Punizione battuta. Nel tempo arriva un altro tentativo da parte della TF. Intervento ritenuto regolare da parte del direttore di gara. Athletic che prova a galoppare sulla corsia di sinistra. Pallone che però viene recuperato dalla TF e nuovamente dall'Athletic che prova a rispondere. Neutralizzato però quest'altro tentativo da parte della TF. Ancora possesso TF. Prova a farsi spazio Abate. Va a servire poi il numero 7 Palazzolo che tenta il tiro da fuori area. Arrivano altri cambi lato TF nel frattempo. Ad entrare per la TF il numero 19 Salerno Mirko Giovanni e poi anche il numero 20 Raitano Manfredi. Si riparte nel frattempo, riprende il gioco, pallone subito riagganciato dopo un lancio lungo dalla TF. Ci mette subito una pezza l'Athletic che recupera il pallone, prova a lanciare i compagni in avanti. Prova a farsi spazio sulla corsia di sinistra Lanzetta. Tutto regolare per il direttore di gara, battuto tutta la rimessa laterale da parte dell'Athletic. Nel frattempo pallone che viene recuperato dal numero 13 Appadù. Il lancio del pallone calibrato male, pallone regalato all'Athletic. Nel frattempo arrivano cambi anche lato Athletic Club Palermo. Ad entrare il numero 16 Liga Alessio. Cambio in porta anche per l'Athletic, entra il numero 12 Taranto Andrea al posto di Marco Giammaresi.
frattempo rimessa laterale, sarà nuovamente battuta l'Athletic. Lotta di possesso a centrocampo, TF che prova a farsi spazio, Athletic che invece a sua volta prova a reagire. Fatto sta che si riparte da una rimessa laterale in favore della TF. Grandi occasioni da parte della TF. Lotta il numero 13 sul pallone, poi però recupera la difesa dell'Athletic che prova ad allontanare. Attenzione, ancora pallone tra i piedi della TF, tentato da fuori area il tiro del numero 20 Gaetano Manfredi, costretto Taranto a smanacciare in angolo. Corner battuto corto, poi cross lungo, cercare i compagni in area, quello che però viene riagganciato dall'Athletic che può provare a ripartire, recupera però subito la TF. Pallone che termina fuori, sarà dunque rimessa laterale per l'Athletic che prova a battere subito e a galoppare sulla corsia di destra. Ferma tutto per il direttore di gara, pallone che era uscito. Batte la rimessa laterale la TF, pallone che viene agganciato dall'Athletic e poi però subito recuperato dai Neverosa, che poi però allontanano in rimessa. Ancora possesso TF che prova a servire il numero 3 Lanzetta sulla corsia di sinistra, che non ci arriva per un soffio. Altra grande occasione per la TF. Lotta ancora sul pallone la TF, prova a farsi strada Lanzetta che poi si appoggia al compagno, trova lo specchio della porta. Ci aveva provato Salerno ai limiti dell'area. Lancio lungo, intercettato poi dalla TF, che continua a farsi vedere pericolosa, un po' allontana l'Athletic in qualche modo. Pallone che termina in rimessa laterale in favore della TF, che batte. Ancora Lanzetta sulla corsia di sinistra.
accompagnato in rimessa all'ATF, che subito batte, subito prova a ripartire. Nonostante il vantaggio non mollano di 1 centimetro i nerorosa e danno molto filo da torcere all'Athletic, che ha provato più volte a rispondere. Nel frattempo grande occasione, esce però in tempo l'appena subentrato Taranto, che afferra con sicurezza il pallone e poi prova a servire i compagni in profondità. Spallate abbastanza vigorose, tutto regolare per il direttore di gara nel frattempo. Pallone ancora tra i piedi dell'ATF. Prova a servire i compagni in mezzo a Padù. Si riparte da una rimessa laterale per l'ATF. Pallone ancora tra i piedi dell'ATF. Lancio lungo a tentare di sorprendere in qualche modo le retrovie dell'ATF, che però si mostrano molto attente e si appoggiano a Guzzetta. ATF che adesso prova a ripartire sulla corsia di destra, pallone poi recuperato dall'Athletic, che prova a sua volta a rispondere con un interessantissimo pallone, grandissima occasione tra i piedi del numero 19 Ribaudo. Risponde però presente Guzzetta. Altro interessante pallone recuperato dall'Athletic, che può provare, ma Guzzetta ancora una volta con sicurezza afferra tra le sue mani il pallone. Buona prova finora del portiere subentrato dell'Athletic, che ha mantenuto l'inviolabilità della porta, che nel primo tempo era stata assicurata da Abate Andrea. Lancio lungo facile tra le braccia di Guzzetta, che lancia lungo. Ancora un altro pallone interessante per l'ATF, stavolta invece è il numero 12 dell'Athletic, Taranto, farsi vedere presente. Lancia lungo l'Athletic. Altro interessante pallone recuperato dall'ATF, rimane a terra però uno dei giocatori dei nerorosa a centrocampo. Azione continua nel frattempo. Ferma tutto il direttore di gara. Rimane a terra uno dei giocatori nerorosa, Dolorante.
Riprende nel frattempo il match. Ancora possesso TF. Pallone che finisce in rete. Grandissimo tiro da parte del numero 10, Lo Cicero, che prende di sorpresa Taranto e che realizza il quarto gol del match. Doppietta personale. Aveva già realizzato un gol nel primo tempo su rigore. Nel frattempo riprende il gioco. TF che si affida alle retrovie, poi prova a ripartire sulla corsia di destra. Pallone che però termina in rimessa laterale. Fischia l'arbitro, fa ribattere. Nel frattempo terminano i minuti regolamentari del secondo tempo. Staremo a vedere quanti saranno i minuti di recupero dati al direttore di gara. Scattare sulla corsia di destra l'Athletic. Intervento abbastanza duro da parte del numero 3 della TF Lanzetta, costretto il direttore di gara ad uscire il cartellino giallo. Rimane a terra uno dei giocatori dell'Athletic, è stato abbastanza duro. Non sembra essere fortunatamente nulla di particolarmente grave per il numero 19 Ribaudo. Nel frattempo va Carboni alla battuta della punizione, pochi metri dall'area. Batte Carboni, pallone che si trova lì, occasione di tiro però murata dalla TF, che adesso prova a ripartire. Altro tiro che manca però lo specchio della porta. Lancio lungo da parte della TF, altra grande occasione per i nero-rosa. Pallone che però rotola sul fondo. Arriva invece no, arriva semplicemente un fischio da parte dell'arbitro. Sembrava determinato al triplice fischio il direttore di gara, invece si tratta solo di un fischio. Uno dei giocatori della TF rimane a terra.
riprende il gioco e arriva questa volta il triplice fischio da parte del direttore di gara. Si chiude con il risultato di 4-0 il derby casalingo tra TF ed Athletic Palermo. TF che riesce ad imporsi sulla squadra sorella sostanzialmente, che si aggiudica il derby di Natale, possiamo anche definirlo. Chiaro, un momento di fair play tra le due squadre del circuito Athletic, che al di là del risultato lottano sostanzialmente per lo stesso obiettivo. Un bellissimo momento che dimostra il grande affetto che, al di là della differenza di casacche, c'è tra le due squadre del circuito Athletic Palermo. Due squadre che corrono insieme verso gli spalti. Si può chiudere con questa bella immagine. TF ed Athletic Palermo.